Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Dimmi tutto. Allora, ho parlato con Minosse. Mi ha detto che ha problemi con lo smistamento dei peccatori. Che problemi? Pare che sulla Terra negli ultimi anni si stia diffondendo una grande quantità di nuovi peccati. O cioè? Peccati moderni, vanno catalogati, bisogna creare nuovi gironi. La struttura dell'inferno va completamente riorganizzata. Scusa, mi perdoni un attimo. Poi vogliamo toccare i titoli principali, la polemica delle terapie intensive è prontamente smentita rispetto ai numeri che io confermo, che sono i 175, che sono stati oggetti di valutazione in natura tecnica dove... Però c'è anche, diciamo, quel cambio di denominazione di alcuni posti letto in questa polemica, no? È un problema di codifica in relazione alle competenze professionali, ma che qualcuno attorno a questa storia dica che questo sistema non è stato in grado di reggere, non ha dato le risposte, questo è inaccettabile. Cioè noi conteggiavamo per terapie intensive quando non lo erano. Ma questo guardi, questa è una lettura molto puntuale che io affido alle procedure che ci sono tra le aziende sanitarie, il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità. Chiederò al dottor Peratoner di incontrarlo. Le affermazioni che fa sono importanti ed è bene chiarire subito. L'assessore Riccardo Riccardi vuole vederci chiaro, non gli è piaciuta la lettera, la seconda da inizio pandemia, scritta dal presidente del sindacato degli anestesisti Alberto Peratoner a nome dei 350 anestesisti della regione. Perché io che con il dottor Peratoner ho avuto qualche occasione di incontro, scontro, ci siamo detti le cose che ci siamo detti. Io ho preso la macchina, sono andato nel suo ufficio. Friuli Venezia Giulia è stata la regione che ha subito l'eccesso di mortalità più alto nel primo trimestre del 2021, anche se i dati su marzo rappresentano ancora una stima. L'elaborazione a cura del fisico Francesco Lucchetta prende in considerazione le ultime pubblicazioni di Istat. E le garantisco che lo stesso numero si può dire in maniera tre volte diversa in funzione da che parte lo leggi e come le interpreti. Io non credo che qui nessuno racconti storie diverse dalla verità, questa è la mia opinione e su questo continuo ad essere convinto. No, chiedo scusa, errare è umano, perseverare è diabolico, perché non si può sbagliare con i soldi dei cittadini, andando a togliere i soldi dei cittadini in una congiuntura economica così critica. Scusa, mi perdoni un attimo. Zata. Daniela? Signore? Per caso hai visto un bigliettino che avevo lasciato qua sulla scrivania? No, signore. Era giallo, quadrato? C'è scritto sopra un numero di telefono, non l'hai visto, Daniela? No, signore. Dov'è?